Allora, innanzitutto c'è un accordo di programma tra Camera di Commercio di Trento e Provincia Autonoma di Trento, che è la base giuridica del risultato che noi oggi andiamo a illustrare. La base giuridica perché di fatto le competenze primarie della Provincia Autonoma di Trento hanno affidato e delegato alcune competenze particolari nel settore forestale con delle finalità precise alla Camera di Commercio di Trento. Mi riferisco in particolare alla costruzione di un portale del legno, stiamo lavorando da parecchi anni, alla delega per quanto riguarda l'elenco delle imprese forestali, l'elenco provinciale delle imprese forestali, di cui di recente è uscito peraltro un decreto che ha dato delle indicazioni molto precise e preziose per l'omogeneizzazione delle normative a livello nazionale, la creazione di un osservatorio dei mercati del legno, che è stato anche ispirato, ricordo, ringrazio il professor Pettenella dell'Università di Padova, e naturalmente un'attività nell'organizzazione della commercializzazione del legname che parte già dal 1994, addirittura qui siamo stati incaricati con legge della Provincia Autonoma. Questo un po' sono le premesse di natura giuridica. Le finalità del portale sono ampie, nell'accordo di programma sono definite molto bene, riguardano essenzialmente lo sviluppo del mercato del legno trentino, la valorizzazione delle imprese e dei prodotti trentini, la valorizzazione naturalmente dei progetti di ricerca e di sviluppo nel settore del legno, e quant'altro riguarda il comparto in senso più esteso. In sostanza il fattore comune che in qualche modo caratterizza la nostra attività è la valorizzazione del legname. Questo è il mantra che seguiamo da parecchi anni. Peraltro che trovo perfettamente in linea con quanto mi ha appena riferito il Presidente Bozzolo sulla valorizzazione della filiera corta. Questo credo che sia l'interpretazione più corretta da dare a qualsiasi attività che verrà svolta a livello regionale, sia da parte del Veneto che da parte del Friuli. In particolare l'accordo di programma parte nel 2008, anche se prima lavoravamo in altri termini. Nel 2009 prende avvio il portale. Viene strutturato appunto seguendo quello che eravamo previsto, cioè la valorizzazione delle aziende, dei prodotti, l'organizzazione dei mercati, l'osservatorio del legno, la cultura del legno, che è una parte legata a tutte le attività di eventi, manifestazioni, eccetera, eccetera. Insomma, però diciamo che il portale è molto ampio come tematiche affrontate. Naturalmente la newsletter, tutte le news riguardanti il mondo del legno a livello trentino, ma anche soprattutto a livello nazionale e nazionale. Fino al 2017 l'attività di organizzazione della commercializzazione andava per via abbastanza tradizionale. Quindi se veniva pubblicato un bando di gara, le aziende presentavano le offerte in una busta chiusa. Abbiamo deciso di innovare, quasi stravolgere questa forma che naturalmente i tempi lo consentivano, gli strumenti erano maturi, le aziende erano sufficientemente digitalizzate, anche l'offerta da parte dei comuni era sufficientemente pronta per accogliere questo sistema. Nel 2017 c'era una crescita del prezzo del legname interessante, noi peraltro ci siamo collocati, abbiamo avviato il portale nel momento in cui questa crescita stava tendenzialmente era infrenata, stava calando, e siamo partiti con i mercati online piuttosto in un momento piuttosto felice, diciamo, per il mercato. Nel 2018 è arrivato Vaia, nel 2019 siamo partiti con una ulteriori attività legate appunto alla gestione dell'emergenza. Cosa succedeva prima? Prima organizzavamo nell'ambito delle attività da noi affidate da parte della Provincia Autonoma di Trento, per cui sottolineo, lavoriamo in strettissima connessione. Noi organizzavamo circa una ventina, tra le 20 e le 25 esperimenti di vendita all'anno, con il principio di mettere insieme più enti proprietari e quindi mettere insieme anche più aziende per creare dei veri mercati locali molto ampi. Andavano dalle poche migliaia di metri cubi di legname in vendita fino anche addirittura a doppia cifra, qualche volta, qualche rara volta. Quindi arrivavamo più o meno a gestire fino al 31 dicembre 2016 circa dalle 70 alle 80 mila metri cubi all'anno.
dicevamo, 24 esperimenti di vendita, 550-540 lotti all'anno, con la partecipazione di circa 115 a livello complessivo in tutti questi anni enti pubblici proprietari e certo 170 aziende provenienti prevalentemente dal Trentino, ma anche dalle regioni confinanti. Dicevamo, riguardavano le vendite essenzialmente legname accatastato. Verso la fine del periodo, quindi tra il 2015 e il 2016, tendenzialmente c'è stata anche una sorta di liberalizzazione. Abbiamo cominciato a lavorare anche sul legname in piedi, cercando di derogare un po' questi limiti che ci eravamo proposti per creare dei mercati locali veri e propri, interessanti per le aziende, e lavorare anche naturalmente con meno metri cubi, e quindi cercare di creare eventi più frequenti, non 20 all'anno, ma anche magari 30, 40, crescendo poi. Abbiamo elaborato il portale e l'abbiamo messo online. Naturalmente voi l'avete visto, magari tanti sanno anche come funziona, mi riferisco in particolare alle aziende acquirenti. Il principio a cui ci siamo ispirati era: virtualizziamo i mercati, perché essenzialmente le imprese possono vedere il legname, sanno quali sono le particelle forestali dove possono lavorare sugli acquisti in piedi, possono vedere le cataste perché i piazzali di accatastamento sono disponibili e visibili, ci sono i riferimenti ai controlli forestali e ai comuni che vendono, quindi sostanzialmente il prodotto riescono a valutarlo. Virtualizziamo i mercati, cerchiamo di creare dei momenti di vendita, degli esperimenti di vendita più frequenti, che sono più interessanti per le imprese, per una gestione dei propri approvvigionamenti. Il portale in background per le imprese è di fatto un sistema gestionale per le imprese stesse, cioè loro vedono quello che hanno, con cui stanno lavorando, le offerte che fanno sul lotto anziché un altro, e gestiscono la propria politica di approvvigionamento in maniera molto efficace. Parimenti, dall'altra parte, l'ente proprietario riesce a gestire in maniera molto molto veloce, ma sempre pur nel rispetto della norma giuridica, i propri esperimenti. Attualmente prima avevamo, come dicevamo prima, fino al 2016 avevamo mercati locali piuttosto interessanti, con migliaia di metri cubi a disposizione. Adesso riusciamo a vendere in maniera molto più frequente, ma anche lotti molto piccoli essenzialmente. E come dicevo, abbiamo ampliato a tutte le possibili modalità di vendita e a tutti i possibili allestimenti, dall'allestimento a strada fino all'allestimento in piedi, con il presunto e quant'altro. Dicevamo, col 1° gennaio 2017 abbiamo iniziato a lavorare e subito le attività si sono dimostrate, il sistema si è dimostrato funzionale, perché abbiamo ampliato immediatamente il quantitativo di messo in vendita a oltre 100.000 metri all'anno. Questo in un anno, quindi nell'anno 2017. E nei primi mesi del 2018 il trend si è confermato in salita proprio, in questo caso qua, perché si pensava addirittura di arrivare a oltre 120.000 metri all'anno, che rappresentano, sottolineo, tra il 50, il 60 e il 70%, dipende un po' dagli anni, del legname venduto dalle amministrazioni in provincia di Trento, escluse il mondo dei privati. Sottolineo il fatto perché il portale del legno non è un servizio obbligatorio per i comuni. Noi offriamo un servizio, le persone aspetta ai comuni un po' cogliere questa opportunità, e normalmente arrivavamo al 50-60% delle transazioni sulla nostra piattaforma, con dei prezzi anche abbastanza interessanti fino al 2018. Poi è successo varia. Eravamo quindi quando è successo varia, quindi con i primi di novembre, le attività sono partite in maniera decisa e ci siamo noi posti i primi dubbi: ma il nostro portale sarà sufficiente, sarà adeguato per rispondere a un'emergenza così importante? E lì era una scommessa, nel senso, non è che noi abbiamo fatto grandi innovazioni, però i sistemi che funzionano anche in situazioni di emergenza, e questa è diciamo così,
è quello che ci ha in qualche modo rivelato la nostra esperienza. Tant'è vero che dal 1° novembre in poi, diciamo fino al 30 aprile scorso, quindi questi mesi, sono state esperite 198 gare sul portale dell'ente, con 1046 lotti. Il numero delle imprese e il numero degli enti offerenti, degli enti proprietari, è aumentato, quindi siamo a 180 imprese acquirenti e 180 circa enti proprietari offerenti. Quindi lo strumento Portale del Legno Trentino si è dimostrato un supporto molto importante nella gestione dell'emergenza. Tant'è vero che siamo arrivati a transare 900.000 metri cubi di legname sul portale, che si affiancano ad altri 900.000 metri cubi e oltre, gestito direttamente o in seconda battuta dalle amministrazioni pubbliche, a cui si aggiunge un'ulteriore quantità di altrettanta quantità gestite dal mondo dei privati e dalle altre regole o modifiche comunitarie, firme e quant'altro. Quindi di fronte a questo cataclisma che in Trentino ha abbattuto oltre 4 milioni di metri cubi di legname, noi siamo arrivati allo stato attuale delle cose, secondo lo studio che ha redatto la provincia autonoma di Trento Servizio Foreste, recentissima pubblicazione, siamo arrivati ad avviare al taglio e utilizzo quasi il 73% di materiale di serra. Questo è il risultato di un'azione naturalmente molto importante che ha svolto il territorio a tutela e a protezione e a valorizzazione del materiale che purtroppo era a terra con il 1° novembre. Tralascio naturalmente tutta la parte emozionale del Baia, ma perché è stato un colpo durissimo alla nostra provincia, un colpo durissimo che i trentini hanno fatto fatica ad accettare. Siamo rimasti attoniti di fronte a questo cataclisma, però abbiamo lavorato in maniera molto rapida e in team, diciamo, per ovviare questo problema. Come ho organizzato il Portale del Legno? Mi avvio a concludere. Noi siamo un team di 2 persone che lavorano entrambe a part-time, dipendenti della Camera. Io lavoro in questo settore già dal 1994. Siamo 2 persone, oltre al sottoscritto c'è la dottoressa Maria Cristina Tomasi, affiancati a loro volta da un dottore forestale, consulente, il dottor Claudio Marina, profondo conoscitore della nostra realtà forestale, che ci affianca per le questioni di natura tecnica, naturalmente. Quindi non servono solo competenze di ordine tecnico forestale, ma servono anche competenze di natura economica, statistica e di marketing. Post-Vaia, quindi, la stato attuale delle cose, il mercato è fermo, lo dico sinceramente. L'ultima importante vendita è avvenuta a gennaio con circa 50.000 metri tariffari, dopodiché il mercato, vuoi per la situazione di emergenza Covid, vuoi perché nel nord Europa c'è parecchio bostrico e una tempesta che si è schiantato mi risulta altri milioni di metri cubi, il mercato si è molto fermato e gli enti proprietari tendono a non porre in vendita il legname. È vero che nel mese di febbraio e di marzo, diciamo che i 10.000 metri cubi di legname posti in vendita sono andati sostanzialmente deserti. Ricordo che poi nel corso, per ovviare e controllare e verificare lo status quo di avanzamento dei lavori per fronteggiare l'emergenza Vaia, attraverso il portale, con un grandissimo lavoro del Servizio Foreste, che ha coordinato l'attività di rilevazione sul territorio, abbiamo costruito attraverso il portale un sistema di monitoraggio dell'andamento dei mercati. Come dicevo prima, non tutto il legname passa attraverso il portale, alcune amministrazioni scelgono di rendersi autonomi per quanto riguarda la vendita, del resto ripeto, il portale non è uno strumento obbligatorio, è un servizio, l'abbiamo sempre concepito come tale, e se funziona le persone aderiscono. Se c'è una politica forestale locale importante che deve essere seguita, ovvero l'asta pubblica, che è la forma più importante per vendere il legname pubblico, diciamo, va deserta, le amministrazioni pubbliche si, tra virgolette, arrangiano
attuano le proprie politiche locali forestali assolutamente giuridicamente tutelate. Cos'altro dire? Sì, il grado di soddisfazione. Il grado di soddisfazione del portale, secondo una recentissima indagine che abbiamo proprio sviluppato per capire come stavamo andando, diciamo ci ha dato risultati molto interessanti, anzi appaganti direi. Oltre il 80% dei nostri utenti, sia operatori professionali, enti proprietari che utenti normalissimi, perché il portale è visitato anche da tanti utenti interessati al mondo del legno, senza essere necessariamente aziende o operatori professionali, oltre l'80% ci ha dato una valutazione positiva o molto positiva. Questo è un po' quello che diciamo. In particolare il settore, l'area di lavoro del portale più valutata è proprio quella della commercializzazione. Il VAIA, dicevo, ha fatto scendere, e finisco la relazione così, ha fatto scendere il valore del legname dai 90 euro al metro cubo come prezzo base, diciamo così, medio ponderato dei legnami accatastati, ai 60 euro al metro cubo, quindi almeno il 35%. E per quanto riguarda i lotti in piedi, pre-VAIA eravamo su 65 metri cubi media aritmetica, siamo arrivati a circa 20 euro al metro cubo media aritmetica, con un calo del 65%. Il mercato in Trentino non è stato un tracollo. Chiaro che sono cali importanti, però non sono stati cali disastrosi. Abbiamo lavorato tantissimo per fare in modo che venga valorizzato il legname senza svendere, senza farci prendere dalla paura di vendere nell'immediato, ma senza aspettare troppo, evidentemente, perché il legname si deteriora, segnate, e siamo arrivati ai risultati che dicevo prima e a questi valori sul mercato. Credo che sia questo importante. Enfatizzo ancora e sottolineo e ringrazio il grande gioco di squadra che è stato fatto in Trentino, a partire all'interno della Camera, importantissimo ruolo della Camera, come ha sottolineato il dottor Piozzo, ruolo istituzionale, rientra perfettamente nelle finalità istituzionali creare i mercati dei nostri prodotti, creare un osservatorio dei mercati, lavorare sulla trasparenza degli stessi e quindi operare a fianco alle nostre imprese, ma come parte terza e a fianco anche agli enti proprietari per avviare un servizio utile al sistema.